La delegazione dei Vigili del Fuoco di Treviso, quella del 118 e poi i tantissimi amici che hanno voluto stringersi ai familiari nel momento dell'ultimo saluto a Pietro Monici, il 38enne morto schiacciato da un pioppo mentre pescava sulla riva del Botteniga. Oltre 1000 le persone che si sono ritrovate nel Tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso, per portare la propria vicinanza a mamma Adele, alla nonna Raffaella, ai fratelli Davide, Silvia e Guglielmo, ai nipoti e a portare il cordoglio di tutta la comunità trevigiana per quella che appare una tragedia assurda è il sindaco Mario Conte con il presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto ed il vice sindaco Alessandro Manera. La bara, con un cuscino di fiori bianchi e azzurri, è portata a spalla dai pompieri. Pietro aveva un sogno ed era in attesa di entrare definitivamente nel corpo dei Vigili del Fuoco. Pietro aveva una grande fede e nell'ultimo periodo si era avvicinato ai padri carmelitani scalzi. Padre Marco Cauli ha concelebrato il funerale. A ricordare che persona speciale fosse Pietro è Don Oscar Pastro, parroco di Casier. Caro Pietro, siamo qui per te. Siamo qui per salutarti, ma facciamo fatica a lasciarti andare. Grazie Pietro perché sei entrato nei nostri cuori. Grazie perché con te si stava bene, perché sapevi mettere tutti a proprio agio. Grazie soprattutto per il tuo sorriso che non mancava mai. Il tuo sogno era diventare vigile del fuoco, lo sappiamo. Aiutare, salvare, metterti a servizio degli altri. Ora ti affidiamo a Dio, certi che il bene che hai desiderato continua a vivere. Quello che è accaduto ci appare assurdo, continua Don Oscar. Dal nostro punto di vista umano sembra una coincidenza inspiegabile. Eppure nella fede possiamo almeno intuire che anche dentro questa grande disgrazia non siamo soli. La commozione è tanta. Al termine della cerimonia il feretro è portato ancora a spalla dai colleghi Vigili del Fuoco che alla fine hanno voluto salutare Pietro per l'ultima volta con le sirene dell'autopompa e l'applauso della folla è diventato scrosciante.